Sono proprio arrivato a 108 qui. Ma a me non mi pare neanche. A me non mi pare affatto di avere 108 anni. 108 anni e non sentirli. Sono quelli per l'anagrafe di Fiorina Dalla Libera, nata il 1° gennaio del 1918 a Nove di Vittorio Veneto, quando la Grande Guerra infuriava e gli austro-tedeschi avevano occupato il Fadalto. Neanche la guerra non mi ha occupato. Neanche a quella. Decisamente solare, nonna Fiorina, attorniata da parenti, amici, conoscenti, è accudita dal personale della casa di riposo di Tarso. Della sua vita cosa mi conta? Cosa ha fatto? La mia vita? Sì. Lei pensava che... se devo contare tutta la storia della mia vita, che voi 15 lì. Regala buon umore a tutti questo esempio di longevità, con il cuore sempre tra le sue case. 9 di Vittorio Veneto. Per me è bel paese, per me è bello. I studi che è brutto, ma io vergognosi di nuovi compagni, perché è bello 9, perché sono sesta e sono crescesta a 9. Sono l'ultima di 10 fratelli. Era la coccola di tutti quanti. Sempre rimasta ai piedi del Pizzoc, a 20 anni si è sposata con un operatore della locale centrale dell'Enel. Una vita semplice, con qualche esperienza nella Finlandia di Serravalle, ma in gran parte passata ad accudire casa e marito. Poi nonna Fiorina si commuove ricordando la figlia tanto desiderata. Sono stata sfortunata. Ho avuto una bambina, dopo 9 mesi che era sposata, e la mia è morta in 6 mesi, e dopo non me ne più arriva. Ho sofferto tanto. Ma non si è persa d'animo e così ha intrapreso la strada dell'adozione e poi quella della solidarietà che l'ha portata a far del bene a chiunque avesse bisogno di un sostegno, dalla semplice visita di compagnia alle faccende domestiche. E oggi quel bene ritorna nel calore di quanti non solo la festeggiano per l'età, ma ogni giorno salgono al culmine tra Tarso e i laghi di Ravine per venirla a trovare. Così hanno fatto gli alpini e il sindaco di Refrontolo, dove Fiorina ha conservato l'ultima residenza, portandogli dei fiori e un biglietto che lei a 108 anni legge ancora senza occhiali. Un caloroso abbraccio e i nostri più sinceri auguri per il tuo compleanno. Ti auguriamo che questo giorno così speciale sia pieno di tutto ciò che tanto felice è il tuo cuore. Uno spirito solare che l'età non ha appannato, al punto che nonna Fiorina, prima del taglio e del brindisi, scherza così sulle cifre della torta di compleanno. A me non mi pare affatto di avere 108 anni. I vedi scritti là? Ah, sì, però li ha messi sbagliati, le 8 più 1 più 0, 801.